Ex sindaco, ex deputato, attuale assessore al sociale della Regione Veneto. Da Rosà a Roma direttamente al Ministero. Stiamo parlando di Manuela Lanzarin, che sarebbe in pole position per accaparrarsi uno dei ministeri del futuro governo di Giuseppe Conte. I rumors arrivano da Roma, le conferme le abbiamo avute in giornata da alcuni esponenti locali del Carroccio. La Lanzarin dovrebbe diventare ministro della famiglia e dei disabili. Salvini, che ha annunciato e vuole fortemente questo dicastero, dopo aver vagliato alcuni curriculum, sembra aver deciso per l'attuale assessore al sociale della giunta Zaia. Ecco, se dovesse concretizzarsi, cara Lanzarin, una volta a Roma si ricordi e tenga bene a mente queste poche parole. Il sogno di Beatrice. Se si occuperà di disabilità, tenga ben presente il progetto di questa bimba, piccola ma con un cuore grande. Con lei da mesi Rete Veneta porta avanti l'idea di rendere completamente accessibili le città a chi invece, ora come ora, incontra enormi difficoltà nella vita di tutti i giorni.